Abitando a Mariano del Friuli, cioè nel paese che è stato il cuore della produzione di sedie già nell'Ottocento, Franco Sartori è destinato a seguire la tradizione della famiglia e dopo il nonno e il padre, anche lui sceglie di dedicarsi alla produzione di sedie. Non so con precisione quando è iniziata, ma so che mio bisnonno lavorava sulle sedie, mio nonno lavorava sulle sedie, mio papà lavorava in una fabbrica di sedie e io di conseguenza ho seguito le orme paterne. Negli anni 50 frequenta l'Istituto d'Arte di Gorizia e raggiunge il diploma di maestro d'arte seguendo insegnanti di valore come Dino Basaldella, Mario Sartori e Luisa Bernardis. Dopodiché ho fatto la scuola a Gorizia e all'inizio, dico la sincera verità, non ero entusiasta, però dopo il secondo anno mi sono detto da solo, Franco, hai scelto questa strada e devi andare avanti per forza. E così ho cominciato e ho avuto sempre progressi ogni anno sempre più, fin quando mi sono diplomato. In seguito all'istituzione del biennio superiore agli inizi degli anni 60 riprende gli studi, dopo aver lavorato in una fabbrica, e si perfeziona ulteriormente, concludendo brillantemente la sua carriera scolastica. E dopo, alla fine proprio, quando ci hanno dato i diplomi, il preside mi chiama fuori, in mezzo a tutti i ragazzi, e mi dice: Sartori, sei stato il più bravo della classe, e mi ha dato un libro con la dedica, premio al maestro d'arte Franco Sartori, luglio 1961, lo conservo ancora, lo conservo. Dotato di un fisico adatto allo sport, inizia a praticare l'atletica leggera, dedicandosi al lancio del peso, del disco, al salto con l'asta e agli 800 metri, sotto la guida di un allenatore diventato una gloria nazionale, l'olimpionico Armando Philipput. Durante il servizio militare a Napoli inizia a praticare il canottaggio e si distingue abbastanza presto a livello agonistico. Viene selezionato per i campionati europei di Atene e conquista la medaglia d'argento. Ho sempre fatto il capovoga quando facevo canottaggio e di lì facevo le prime gare, le ho fatte tutte a Napoli e le abbiamo quasi vinte tutte, perché era facile, perché noi andavamo a remare sul lago Patria. Il lago Patria è una quarantina chilometri da Napoli e il fondale era molto basso, perciò le barche trovano molto resistenza nell'acqua, no? Quando invece andavamo a fare le gare in mare, le gare proprie gare, cioè per noi era come volare per noi, no? E allora vincevamo sempre, no? La sua vita professionale è sempre stata legata alla produzione di mobili, ma alla competenza tecnica Sartori ha unito la vocazione all'insegnamento e per tanti anni ha svolto attività di formazione di giovani tecnici, sia in Italia che all'estero. Tra le prime esperienze di questo tipo ricorda i 3 anni in cui è stato insegnante a Malta, con il compito di formare giovani nel campo del design del mobile. Nello stesso periodo inizia a svolgere consulenze per la riorganizzazione della produzione in diverse aziende private. Un giorno ero a scuola a San Giovanni che insegnavo, durante le ore di lezione è venuto il preside lì e mi fa: Sartori, è venuta una richiesta da Roma per andare a insegnare a Malta. E cosa ho fatto io? Io ho detto di sì, senza pensare, senza consultare mia moglie, ho detto subito di sì. Non so perché mi è venuto spontaneo, ho detto di sì. Dopo mia moglie mi ha un po' brontolato perché potevi almeno consultarmi, mi fanno. Boh. E lì è cominciata la mia avventura all'estero. Sono stato 3 anni a Malta, insegnavo in una scuola per l'Art and Design Center di Valletta, lì era una scuola per studenti che dovevano diventare dei design, decoratori e cose del genere, no? E difatti venivano ogni settimana un design industriale e un designer concettuale. Allora io, quando avevo tempo delle mie lezioni, andavo a sentirli perché mi interessava capire i concetti delle cose, no? E dopo di lì, finita la missione di 3 anni, lì dovevo anche fare consulenze nelle fabbriche, io dovevo. Dopo l'esperienza di Malta,
Ho cominciato, siccome che il mio nome era registrato sia al Ministero degli Esteri che in qualche altro posto, hanno cominciato a chiamarmi per andare a fare consulenze sia nelle scuole che anche nelle fabbriche private, così, no? La prima esperienza dopo Malta è stata a Lecina nell'89, sono stato lì, no? Lì avevo un contratto di 4 mesi con la ditta, una ditta grossissima che aveva circa 6.000 dipendenti, che facevano di legno, facevano tutto, dagli stuzzicadenti ai divani, tutto facevano, insomma, lì, no? Allora sono andato giù e ho trovato un disastro laggiù, perché cioè, la Cina in quella volta era in via di sviluppo ancora, no? Erano tutti robe, non che descriverlo così, però in fabbrica lì ho cominciato a fare i prototipi di sedie, ho insegnato agli operai come si fanno, perché cioè, praticamente la ditta italiana aveva mandato giù tutta una serie di macchine per costruire sedie, no? Allora io su queste macchine dovevo insegnarle a tutti. Allora soprattutto sulle tenonatrici. Le tenonatrici è una macchina che serve per fare i tenori delle sedie, fa il destro e il sinistro, no? Allora io gli spiegavo ai ragazzi come si fa il destro e dopo gli dicevo fatemi voi il sinistro, no? Praticamente dovete capovolgere tutto. Niente da fare, zero assoluto. Ricorda anche il clima di paura in cui si viveva, di cui si rese conto quando trovò sotto una macchina un ritaglio del Corriere della Sera, con la fotografia delle proteste del 1989 a piazza Tiananmen. Io sapevo la storia perché l'avevo vista qua e l'ho dato da leggere l'articolo all'interprete mio che era un ingegnere, non un pezzo grosso. Ha letto l'articolo e allora gli faccio cosa ne pensi? Mi fa lì, questa qua è tutta propaganda occidentale, mi fa. Ecco, a quel punto lì cosa faccio io? Chiudo la bocca e non parlo più perché il regime militare chissà dove mi mandavano a finirla. Tra le sue tante esperienze all'estero va ricordato che viene mandato anche in Sud America per operare per un periodo a Montevideo. Anche in questo caso trova molte difficoltà nel condurre in porto la sua missione. In Sud America sono andato per conto del Ministero degli Esteri, anche lì. Allora lì è successo che quando ero a Malta, sì a Malta ero, è venuto giù un funzionario del Ministero e mi ha detto di preparare una lista di macchine che dovevano attrezzare un laboratorio, non mi ha detto dove. Io le ho dato tutto, ho fatto l'elenco delle macchine, tutta l'attrezzatura, frese, punte, tutto quello lì. Tranquillo, sono andato via. Poi mi dice, mi telefona Franco, dovresti andare in Sud America. Bon, vado giù, arrivo in laboratorio, dico, ma sono le macchine che ho ordinato io queste. Subito, no? Erano le stesse, però cosa hanno fatto? Non hanno comprato nessuna attrezzatura, niente, zero. Allora il preside mi fa, e Sartori va in giro per tutta Montevideo e vede di recuperare tutto, no? Insomma, io ho girato 2 giorni in Montevideo, non sono stato capace di trovare un'attrezzatura, zero, niente, perché erano indietro, una volta un paese in via di sviluppo ancora. E allora mi fa, sai cosa fai adesso? Ti prendi l'aereo e vai a Buenos Aires, mi fanno. Cioè, ero appena arrivato giù. Allora prendo l'aereo, vado a Buenos Aires, giro per i negozi di Buenos Aires, ho trovato tutta l'attrezzatura, l'ho fatto spedire a Montevideo e sono tornato a casa. Successivamente imposta l'attività di produzione di mobili anche in una fabbrica ungherese, dove si producevano mobili per l'IKEA. A Montreal lavora invece per una ditta di Manzano, che faceva letti per l'infanzia, con il compito di addestrare gli operai all'uso dei macchinari. Per un periodo ha operato anche in Tunisia, dove è riuscito ad aprire e a far funzionare una scuola, impresa in cui ha raccolto molta soddisfazione e il riconoscimento delle autorità locali. In Tunisia ho aperto una scuola, allora lì, sempre per conto del governo, lì sono andato. Lì, quei paesi in via di sviluppo, allora lì ci hanno dato una stanza, non a Tela, che tra l'altro dopo a Tela, anni dopo, è nata la rivoluzione no? È nata laggiù. Allora mi hanno dato una stanza che era una biblioteca una volta, l'hanno svuotata e io ho fatto fare tutti gli impianti di luce, aria compressa e tutta quella storia lì e ho cominciato a lavorare lì, no? Anche lì erano studenti che erano
diciamo, non analfabeti, ma quasi, perché dormivano con le pecore, dormivano, insomma una miseria nera anche laggiù c'era. E lì ho fatto, ecco, lì ho avuto un grande successo invece, che anche l'ambasciatore si è complimentato con me, perché gli ho fatto fare, cioè tutto l'anno scolastico ho fatto fare dei lavori a questi ragazzi qua, no? E alla fine dell'anno ho voluto fare una mostra. Abbiamo invitato, cioè, le autorità e fortunatamente quel giorno lì è capitato anche il ministro della pubblica istruzione tunisino, che lui faceva il giro per tutte le scuole a vedere il funzionamento. Poi c'era lì un funzionario del Ministero del Lavoro, c'era il direttore della cooperazione mio, c'era il preside, c'era il muazzin e c'era il sindaco, no? Ecco, lì ho avuto una grandissima soddisfazione perché dopo il direttore ha riferito all'ambasciatore, l'ambasciatore mi ha chiamato e si è complimentato per me, che mi ha detto finalmente dopo tanti anni è il primo anno che abbiamo avuto successo a scuola qua in Tunisia. Per il suo paese, Mariano del Friuli ha eseguito molte opere che oggi si possono vedere in municipio e nella chiesa parrocchiale. Dopo aver iniziato con un intervento di restauro, per la chiesa ha realizzato un grande altare laterale. Ma è merito suo anche il recupero dei dipinti della Via Crucis, che erano molto rovinati dal tempo. Sì, per Mariano ho fatto tantissime cose, difatti io ho sempre detto che, cioè è stato un mio proprio, lo sentivo io, perché io quando lavoro per la comunità non voglio avere soldi, non voglio. Un grazie è già sufficiente, l'ho detto. E allora il primo lavoro che ho fatto, che come le dicevo anche prima, è stata la mano di San Felice. Cioè, dopo restauro, non so, pittori o non so chi hanno perso la mano e sono andato a rifarla 3 giorni prima dell'inaugurazione. Fatto quella lì, sono stato calmetto un po', poi è venuto il prete, non quello che era prima, è venuto a casa mia a benedire le case che usavano tutte le case e ha visto il pagliotto, quello che io dovevo appenderlo in corridoio mio, ho fatto la cena di Emmaus, no? No. Quelli non sta bene lì, quelli bisogna portarli in chiesa, mi fa. L'ho fatta perché per un mio piacere l'ho fatta quella lì, perché sul retro, l'altare marmoreo fatto dal scultore Pacassi di Orissa nel 1756-57, quegli anni lì, allora col concilio che il prete doveva rivolgersi verso il pubblico, a quel punto lì non si vedeva più questo bellissimo bassorilievo, no? Allora io mi è venuto sull'idea così di farlo, però lo volevo fare per casa mia io, non per la chiesa, no? Dopo una visita alla scuola mosaicisti di Spilimbergo, Sartori inizia a sperimentare il mosaico in legno, costruendosi le singole tessere in legni diversi e realizzando pannelli decorativi particolarmente raffinati, che ricordano i mosaici antichi. Non sono un artista io sono un autodidatta, faccio le cose perché mi piace fare, tutto lì è il segreto. Siamo andati a visitare la scuola di Spilimbergo dei mosaici, no? Ecco, io quando sono arrivato lì ho avuto come una folgorazione, no? E allora ho cominciato a fare i mosaici, no? Però il mosaico ligneo è diverso dal mosaico di pietra. Perché intanto la pietra, mettiamo una pietra color azzurra, ha tutte le sfumature, dall'azzurro fino al bianco, no? Invece col legno non è possibile fare quelle cose, perché è troppo distacco l'uno dall'altro. E dopo non si può fare come che fanno con la pietra, lasciare fra tessera e tessera, lasciare quelle fughe che dopo stuccano tutto, no? Io ho provato a fare così, ma viene fuori una porcheria. E allora ho dovuto tagliare tutti i tassellini, farli adattare perfettamente, perché le tessere che faccio io nel mosaico sono tutte di 5 mm per 5, piccolissime sono. Sartori ha esposto le sue opere in mostra soprattutto a Mariano del Friuli, ma anche in altre sedi della regione. Si sente di portare avanti la tradizione della lavorazione del legno, anche per tenere vivo il ricordo di una grande storia che riguarda il suo paese. La sedia, infatti, è nata a Mariano,
dove si costruivano sedie già alla metà dell'Ottocento. Per iniziativa del governo, questa attività ha conosciuto un notevole sviluppo dagli anni '80. Nel 1877, infatti, è arrivato qui un rappresentante del governo austriaco, Exner, e ha fatto aprire la scuola industriale. Allora c'erano un'ottantina di botteghe artigiane che producevano sedie, che occupavano un terzo della popolazione, oltre 300 persone. Poi è nato il Consorzio della Sedia, 1883, ma ha funzionato male ed è cominciato il declino. Si è chiuso nel 1935. Hanno fondato il Consorzio per la Sedia a Mariano, no? Che è durata fino al 1935. Allora, anche lì all'inizio andava tutto bene, poi siccome che erano tanti soci, hanno cominciato anche lì le rivalità, le scaramucce, il tiramolla, insomma, lì, e alla fine è venuto il crollo, la fine, ma anche perché i pagamenti non c'erano, no? Consegnavano le sedie e non ti pagavano, e di conseguenza sei chiaro che fallisci, no? E dopodiché a Mariano erano quella volta 5-6 fabbriche, e adesso non è rimasta nessuno. Nel 2018 l'ultima fabbrica che ha chiuso, del 17, e quella lì era una delle, cioè i Tomat, che erano una delle più antiche fabbriche, nate proprio negli anni nell'Ottocento, e quella lì è stata l'ultima proprio, anche lì ha chiuso per mancati pagamenti e tutte quelle storie lì che sono al giorno adesso. Nel frattempo si è sviluppata la produzione di sedie a Manzano, che ha avuto successo anche perché si è affidata ad architetti e designer moderni, mentre a Mariano si facevano solo sedie tradizionali. Purtroppo solo i libri ricordano questa attività, che è scomparsa e caduta nel dimenticatoio. E tutti mi dicevano: Franco, la sedia è nata a Mariano, Mariano è la boutique della sedia, ma io dico, non è vero che è la boutique della sedia. La boutique della sedia è venuta a Manzano, perché qua a Mariano non hanno mai fatto sedie innovative, non hanno mai fatte, hanno continuato la tradizione, sedie modernissime, che qua non venivano i designer, gli architetti, andavano tutti là, andavano. Sempre disponibile a trasmettere alle generazioni più giovani il suo talento di artista del legno e costruttore di ogni tipo di manufatti, Sartoria non si è mai tirato indietro di fronte alle proposte di insegnamento, naturalmente a titolo di volontariato. Ho fatto 5 anni di volontariato a scuola, nelle scuole medie, però lì è venuto su Maurizio Bon, che era lui il presidente del Consorzio Monfalcone, è venuto su a cercare studenti per costruire delle macchine, cioè fra scuole sempre, costruire delle macchine in legno, solo esclusivamente in legno, con viti, senza colle, senza niente, viti e legno e basta. Aspetta che lo giri. Io ti sei tenere che roba.